tonight. Got me. Bello essere in questo periodo dove la benzina costa praticamente 2 euro e poi devo vedermi scritto sotto alcuni video che praticamente era penso 4-5 mesi fa, una roba del genere, forse anche di più, dove praticamente passa sotto una, come possiamo dire, lasciate passare il termine, tipo una specie di piccola galleria là a Treviso, un sottopassaggio, ecco, dove praticamente abbiamo tirato il limitatore e la gente deve scrivermi guarda che la benzina costa, spero che mettino la benzina a 4 euro al litro e minchiate varie. Ma la domanda barra affermazione che mi verrebbe da dire è: ma io posso fare che cazzo che voglio su quello che è mio? Comunque sia raga, martedì non è uscito il video per un semplice motivo: non avevo registrazioni, quindi mi sono trovato, possiamo dire, un pochettino fregato, che non potevo neanche, tra virgolette, inventarmi qualcosa perché la moto era dal meccanico. Ripeto, altri video pronti non ne avevo, quindi sono rimasto con i prosciutti in mano. Cazzetto! Sì, diciamo che non è un orario bellissimo per muoversi a quest'ora, però con questo video qua sì, parliamo un po' praticamente, e parliamo anche un po' delle gomme che ho appena montato. Sono, possiamo dire, tra virgolette, lasciate passare il termine, di nuova generazione. Stiamo montando le Angel, una roba del genere, GT2. Dovrebbero essere un peletto più dure rispetto a quelle che avevo su prima, perché porca troia, cioè, ogni 5.000 km barra 6.000 mi tocca cambiarle, perché le desfo praticamente, quel che altro non quella davanti ma quella dietro. Questa in mezzo al camion così le cagasci addosso. Queste gomme hanno anche un intaglio diverso, quindi in teoria dovrebbe ottenere ancora meglio col bagnato. Sono bimescola, all'interno sono più dure, all'esterno sono più morbide, e anche come forma sono, diciamo, diverse da quelle altre che avevo su prima. Quelle che erano su prima erano sì ovali, al centro leggermente più dritte, invece queste qua sei proprio un continuo star sul tondo, non so se mi spiego. Ma io che cazzo ne so? Cioè ti porta tanto a piegare. Noi è meglio che tagliamo per di qua, che altrimenti da qua non usciamo più. In tanti di voi mi hanno chiesto anche che cos'è sto aggeggino qui. Farò un video apposito. Sì, ce l'ho da un po' di mesi ormai montato, ma ci farò un video apposito, quindi preparatevi perché arriverà molto presto, non so quando, però arriverà. Il canale vedo che va sempre bene e sempre in meglio, e questo mi rende molto contento. Speriamo di riuscire a fare qualche bel passo di montagna, che l'anno scorso è stato un disastro praticamente. Ho rifatto solo gli stessi di sempre. Mi piacerebbe fare qualche viaggetto, se tempo, skei e il lavoro lo permettano. E cazzo, 3 anni per girare. Scazzone andare verso destra. Tombini. Ecco, una cosa che ho notato è che queste gomme qua
ti danno una mano molto nelle curve così strette. Cagassi addosso qua. E perché? Guarda che picciolino che c'è per terra. Voi raga come cazzo lo vedete sto casino che sta succedendo in questi giorni tra aumentare dei prezzi, guerra di qua, casini di là. Se finisce il Covid e viene fuori un disastro del genere, direi ultra stonks. Guarda che bello il sole così. E fai un po' di cagnari in centro. Ma sì, vaffanculo. Cazzo ce ne frega a noi. Questo qua va giù dal fosso tra un fià. Guarda che roba. Dai fratello, apri tutto. Questi dossi che sono alti 8 metri di avon. Cosa da fiera. Dai Dio mus. Sto ora a passare io, Menona, Mesia. Ciao, passare la signora. Cori. Vabbè, sono soddisfatto. I primi metri con le nuove gomme, minchia se vanno. Porca troia. Bestia. Stiamo calmi, E capo, Dio, oh crop. Che razza è deficiente. Fearless.